le ricette che riscaldano il cuore, la pasta con la verza o il riso con la verza. Io lo preparo con un battuto di cipolla, aglio, pancetta affumicata e peperoncino. Ci calo la verza e poi allungo con un po' di brodo vegetale. Una specialità che non potete immaginare, ottima per il risotto e ottima per la pasta. La pasta e patata caprovola, questa è solo la base della pasta e patate che voi conoscete già benissimo perché l'ho presentata a detto fatto. Questa è una base dove appunto soffritto cipolla, prosciutto a pezzetti, sedano, carota, ho aggiunto le patate e adesso deve sobbollire per un bel po'. Importante però che le patate non si spappolino, infatti io le patate le metto sempre a metà cottura, cioè quando hanno bollito tanto le scorze di parmigiano e con tutto il soffritto e il brodo vegetale. Qua non posso aprire perché sto con la pentola a pressione. Ho fatto le lenticchie e qua che stasera me l'hanno proprio chiesto dei miei clienti particolari, dice desideriamo mangiare lampettoni. Voi sapete che cosa sono i lampettoni? Sono le lagane con i ceci. E Angelica i suoi pomeriggi li passa a cucinare con 4-5 padelle sul fuoco e vai! Ma questa è la mia vita è la cucina e la musica. Un bacio!